Sicurezza ad una banda di nigeriani contro la criminalità in via Piave, una provocazione estrema lanciata dal gestore di un locale. Intanto le diverse comunità nazionali si starebbero organizzando in ronde. Non solo lotta agli spacciatori, ma respingimento di chi viene ad acquistare droga a Mestre tramite controllo in stazione. Prefettura e forze dell'ordine fanno il punto sul contrasto alla criminalità in via Piave. 2 pakistani sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio di un ospite del centro d'accoglienza di Fiesso d'Artico. Un connazionale era stato ferito con un punteruolo che gli aveva perforato il costato. Un'indagine partita dai carabinieri di Mira e dalla Guardia di Finanza di Milano ha portato alla scoperta e al sequestro di crediti fittizi del Superbonus 110 per quasi 20 milioni di euro. A Jesolo i fenomeni meteo hanno condizionato la partenza della stagione turistica, ma i grandi eventi sono riusciti in parte a compensare il maltempo. Per 2 settimane di agosto ci sarà il tutto esaurito. Dura replica dell'assessore comunale al bilancio Michele Zuin, che risponde alle critiche della lista Tutta la città insieme del gruppo di Più Europa sul finanziamento concesso dal governo al progetto. Venezia ha commemorato l'eccidio nazista del 3 agosto 1944, quando 7 prigionieri politici di Santa Maria Maggiore furono uccisi per rappresaglie dai nazisti davanti ad oltre 500 residenti. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque un'ampia pagina dedicata alla sicurezza in via Piave, a partire da quella che è una provocazione, un'estrema provocazione del gestore di un locale, ed è quella di chiedere sicurezza ad una banda di nigeriani contro la criminalità proprio della zona di via Piave. Intanto le diverse comunità si starebbero organizzando in ronde. Ci sono diverse comunità di stranieri a Mestre che si stanno organizzando con delle ronde proprie. I ragazzi del Bangladesh sì, sono già attivi, i cinesi ne stanno parlando e io mi sto rivolgendo a qualcos'altro. A che cosa? Di innovativo ma antico. Cioè? La NSS, Nigerian Security Street, che almeno loro ci proteggono, non fanno tante domande, non chiedono documenti. Chi dà fastidio lo prendono e se lo portano via. Chiedere sicurezza ai nigeriani come ultima possibilità di una vita tranquilla in via Piave. Volto noto tra i ristoratori di quest'area di Mestre, Ernesto Rosapepe non è nuovo a certe provocazioni. In prima linea contro spaccio e degrado gestisce un locale accanto ai giardini, un peso che sta diventando sempre più gravoso. Perché purtroppo se Roma non cambia, grazie al prefetto che viene qui a trovarci, il questore precedente, signor Mascopinto, bravissime persone, in gambissimi, però non riescono a fare niente se Roma non cambia. La sicurezza nigeriana come funziona? Funziona che li chiami quando hai bisogno e dopo gli dai un regalo e finisce là. Pagare un pizzo o dare regali perché un gruppo di persone non meglio identificate offrano protezione da altri sbandati o malviventi non è un'attività legale e in tal senso non è in alcun modo giustificabile. Bisogna però anche calarsi nell'esasperazione quotidiana di chi ogni giorno, di ogni settimana, di ogni mese, di ogni anno deve trovarsi a fronteggiare una situazione difficile. Lei potrebbe farlo, lo vorrebbe fare, diciamo, è una provocazione quella che sta dando. Era una provocazione, ma piano piano sta diventando sempre più seria. A me mi minacciano ogni giorno perché io mi metto fuori, la gente la mando via dal mio locale. L'altro giorno è stata aggredita una mia dipendente fuori servizio. E lui è fuori che fa gestacci. Precedentemente la stessa cosa con un altro e altri ancora. Io non ho paura. Però così, svendere l'Italia così, guardi, è normale che l'Europa ci guardi in un modo diverso. Non solo lotta agli spacciatori, ma presto anche respingimento di chi viene ad acquistare droga a Mestre tramite controlli mirati in stazione. Prefettura e forze dell'ordine fanno il punto sui risultati raggiunti dall'intensificarsi del contrasto alla criminalità di via Piave. Do soltanto un dato: tutto ciò che accade e che è accaduto trova la immediata risposta delle forze di polizia e della polizia locale. Quasi tutti gli episodi che si sono registrati hanno i responsabili che nella notte sono stati già individuati o denunciati o arrestati.
Attività intensa delle forze dell'ordine, controlli mirati e articolati del territorio, operazioni ad alto impatto, repressione e prevenzione. La controffensiva quotidiana contro criminalità e degrado a Mestre sta dando risultati. Al termine di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, fa il punto sulla situazione ai giardini di Via Piave, accompagnato tra gli altri dal comandante dei Carabinieri, generale di brigata Nicola Conforti, e dal nuovo questore Gaetano Bonaccorso. Cerchiamo di dimostrare di esserci sempre, ecco, di rispondere sempre con, ripeto, la consapevolezza della complessità del problema. Le forze dell'ordine ci sono. Il prefetto di Bari affronta quindi il tema delle ronde che si starebbero formando tra le varie comunità nazionali presenti a Mestre. Io credo che il controllo e la vigilanza del territorio spetti alle forze di polizia, alla polizia locale. Tutto ciò che accade può avere certamente un grande senso civico, ma la forza e l'impatto che ha lo Stato deve restare allo Stato. Accanto alle forze dell'ordine ci sono anche il comune e l'azienda sanitaria. I servizi sociali girano costantemente per offrire assistenza. Più di 3/4 dei consumatori di stupefacenti non sono residenti in comune di Venezia e vengono messi in contatto coi SERD delle rispettive città. Alla stazione però ci saranno anche delle azioni definite ad alto impatto per respingerli e scoraggiare il loro arrivo a Mestre. Oggi ne abbiamo parlato col nuovo questore che poi diventa un po' il pivot dal punto di vista normativo anche di questa operazione. C'è una sinergia totale anche con la Polfer, le sperimenteremo e cercheremo di aggiustarle finché troviamo il modo per respingerle il più possibile. Diciamo che se ci ascoltano e vogliono andare in un'altra città è meglio, perché sennò li prendiamo. 2 pakistani sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio di un ospite del centro d'accoglienza di Fiesso d'Artico. Circa un mese fa un loro connazionale era stato ferito gravemente da un oggetto simile ad un punteruolo che gli aveva perforato il costato. 2 pakistani di 45 e 35 anni sono finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio al termine di una complessa e articolata indagine dei carabinieri su una violenta aggressione avvenuta il 3 luglio nei pressi del centro di accoglienza Hotel Riviera a Fiesso d'Artico. Un ospite della struttura, anche lui pakistano, di 25 anni, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Dolo in gravissime condizioni. Al culmine di una lite, il giovane sarebbe stato ferito da un oggetto simile ad un punteruolo in grado di perforargli il costato sinistro. Nonostante l'arma del delitto non sia stata rinvenuta, gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno consentito di ricostruire la vicenda e di identificare i 2 possibili responsabili. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Venezia che, condividendo le risultanze investigative, ritiene vi siano concordanti elementi indiziari a carico degli arrestati per considerarli responsabili di tentato omicidio. I 2 pakistani sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. La vittima, nel frattempo, è stata dimessa dall'ospedale. Un'ampia indagine partita da una denuncia presentata ai Carabinieri di Mira e condotta anche dalla Guardia di Finanza di Milano ha portato alla scoperta e al sequestro di crediti fittizi da Superbonus 110 per quasi 20 milioni di euro. Crediti fittizi da Superbonus 110% in fase di imminente liquidazione per un valore che sfiora i 20 milioni di euro sono stati preventivamente sequestrati da Guardia di Finanza e Carabinieri al termine di un'indagine condotta sotto la direzione della Procura di Roma, ma iniziata dalla città metropolitana di Venezia, dopo una segnalazione presentata alla Tenenza Carabinieri di Mira da parte di un veneziano che aveva eseguito presso la propria abitazione alcuni lavori di ristrutturazione favoriti dal bonus del 110% sulla spesa sostenuta. Dopo i primi accertamenti, infatti, è emerso un meccanismo fraudolento applicato su larga scala e riguardante più di un centinaio di persone in tutta Italia, in forza del quale si producevano crediti fittizi per un valore totale di oltre 19 milioni e mezzo di euro. Il monitoraggio quotidiano dei bonus falsi ha quindi permesso l'intervento della Guardia di Finanza di Milano con il sequestro preventivo d'urgenza di crediti del valore di oltre 17 milioni e mezzo in fase di imminente cessione verso società terze estranee alla frode che li avrebbero utilizzati in compensazione delle imposte dovute con un conseguente danno per l'erario. Dopo il trasferimento del fascicolo per competenza, il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di oltre 19 milioni e mezzo di euro.
Il procedimento si trova al momento nella fase delle indagini preliminari, nella quale vale la presunzione di non colpevolezza e contro il quale possono essere azionati i mezzi di impugnazione previsti dal codice. Voltiamo pagina ancora, giorni con un po' di acqua alta in piazza San Marco. La scena è stata immortalata pure questa mattina da tanti turisti incuriositi. Il fenomeno sembra non concedere pause nemmeno durante il periodo estivo. Anche nella giornata di oggi il fenomeno dell'acqua alta ha bagnato piazza San Marco a Venezia. Per quote di marea così basse, è bene ricordarlo, il sistema Mose non viene attivato e quindi la piazza più bella del mondo, che è anche il punto più basso della città, è la prima a risentirne. Dopo i 3 giorni di acqua alta, nelle 3 giornate di concerto di Laura Pausini, ancora immagini che in pieno agosto faranno il giro del mondo. Disagi comunque contenuti e nulla di grave, come spiega il vice sindaco Andrea Tomaello, che mantiene la delega anche alla protezione civile. Ancora qualche giorno di acqua alta, almeno fino a lunedì in piazza San Marco, nelle aree vicine alla piazza, nelle zone più basse della nostra città interessate all'acqua alta. Fenomeno eccezionale ma che si è già verificato negli anni scorsi, dovuto principalmente alle perturbazioni che stanno interessando il nord-est dell'Italia, ma anche alla luna piena che vediamo in queste serate. Previsti circa 95 centimetri a metà della giornata. Insomma, anche in agosto l'alta marea e i cambiamenti atmosferici possono farsi sentire. Nel periodo estivo e fino al 15 settembre inoltre non è operativo il servizio di posa delle passerelle pedonali. Si raccomanda ai cittadini e ai turisti di seguire comunque le indicazioni e le previsioni sui social o sui siti del comune, di prestare la massima attenzione, e ricordiamo anche che il servizio passerelle fino al 15 settembre è sospeso, quindi magari cercare di prestare attenzione ai percorsi che si fanno. A Jesolo i fenomeni meteorologici hanno condizionato la partenza della stagione turistica, ma i grandi eventi sono riusciti in parte a compensare il maltempo e per le 2 settimane centrali di agosto ci sarà il tutto esaurito. Inutile negare che il brutto tempo abbia condizionato in negativo la partenza della stagione turistica al balneare 2023 anche a Jesolo. I grandi eventi però sono riusciti almeno in parte a compensare la partenza in salita. Se ne è parlato questa mattina alla Casa del Turismo di Jesolo. Per fare il punto, il Comune ha voluto, insieme agli albergatori jesolani e a tutte le categorie economiche, parlare della stagione in corso, con i primi risultati. Il tempo certamente non ha aiutato, ma i grandi eventi hanno compensato, diciamo così, il turismo sole, mare e spiagge, quindi gli eventi sportivi, gli eventi di intrattenimento, l'Ironman, insomma hanno portato presenze importanti in città che sono arrivate al di là dell'aspetto meteorologico, quindi tutto sommato ha retto bene. Chiaramente la parte centrale della stagione risente molto meno degli aspetti meteorologici, perché generalmente chi ha programmato le vacanze a luglio, agosto le fa comunque, si può perdere forse qualche soggiorno di una notte o 2 nel weekend. Chiaramente altrettanto importante sarà un po' l'aspetto meteorologico nel finale della stagione estiva. La situazione al momento in leggero calo come fisiologico nella prima settimana di agosto, ma sicuramente il tutto esaurito per la seconda e la terza, e ci auguriamo che anche gli eventi che l'amministrazione comunale ha posto in essere per il periodo di fine agosto e i primi di settembre diano il tutto esaurito alla città. Jesolo si conferma così la regina indiscussa della costa veneziana e veneta e tra le città più attrattive d'Europa, ma come spiega Luigi Pasqualinotto, presidente del consorzio Jesolo-Venice, si è intrapresa una nuova strada grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale, ossia la riduzione del numero di eventi che era pazzesco, perché insomma arrivavamo a 800 eventi l'anno, per cui una riduzione degli eventi medi, per capirci, per andare a investire su eventi di grossa caratura internazionale. C'è poi il peso dell'inflazione a gravare in modo significativo. Che ha subito di più l'inflazione, che non è l'inflazione del 6%, quella ufficiale, ma la ristorazione e il settore ricettivo in generale ha subito dei costi incredibili, perché andiamo da un più 30%, 32% della frutta e verdura a un 30% delle lavanderie e tutti gli altri prodotti sono dal 10 al 20%.
incidente ha caratterizzato l'inizio di un nuovo fine settimana di traffico intenso per l'esodo di agosto. Poco dopo le 10 sul passante di Mestre in direzione Milano un'auto si è capovolta all'altezza del casello di Martellago Scorzè, coinvolgendo un'altra vettura in transito. Ferito in modo apparentemente non grave il conducente dell'auto ribaltata. In autostrada CAV prevede traffico da Bollino Rosso venerdì e sabato in direzione Trieste, Bollino Giallo invece per i rientri previsti tra domenica e lunedì in direzione Milano. Domani lungo la rete stradale di Anas, bollino nero la mattina e rosso il pomeriggio per l'intera giornata di domenica. Interessate maggiormente la statale Adriatica, la Romea e la statale della Venezia Giulia verso il mare, traffico intenso anche verso la montagna. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, dura replica dell'assessore comunale al bilancio Michele Zuin, che risponde alle critiche della lista Tutta la città insieme e del gruppo di Più Europa sul finanziamento concesso dal governo al progetto del Bosco dello Sport. Novità in arrivo anche su un altro tema caldo di quest'estate veneziana, stiamo parlando del contributo d'accesso. Sta in una scelta del governo che prima di stanziare 93 milioni avrà fatto le sue adeguate indagini e se ci ha confermato questo finanziamento è chiaro che noi lo consideriamo regolare. Gridare al lupo anche quando si è riusciti con la politica a risolvere un problema e a dare una struttura polifunzionale a questo comune dopo tanti anni è veramente vergognoso. Non ha tentennamenti l'assessore al bilancio del comune di Venezia Michele Zuin nel definire assolutamente regolare il finanziamento che il governo nazionale, dopo la bocciatura dell'Europa, ha concesso a Venezia per realizzare il Bosco dello Sport a Mestre. Le critiche della lista Tutta la città insieme con il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini e l'iniziativa parlamentare di Più Europa vengono così rispedite in toto al mittente. La scelta del governo, del ministro Fitto, di rifinanziare con dei fondi complementari il Bosco dello Sport ha tutte le caratteristiche di una scelta fatta in modo oculato, perché ci hanno pensato molto, perché è stata sicuramente, diciamo così, ben individuata. Novità in arrivo anche su un tema molto dibattuto in città, quello del contributo d'accesso. A settembre, insieme al sindaco Brugnaro, decideremo un calendario per il contributo d'accesso per il 2024, per cui non anticipiamo se partenze ad aprile, marzo, febbraio, gennaio. Sarà un calendario di determinate giornate in cui appunto sperimenteremo il contributo d'accesso. I veneti non pagheranno, ma avranno comunque l'obbligo di prenotare, altrimenti rischieranno la multa. Ricordo che il contributo d'accesso è quello che ci dà la possibilità, la leva per attivare lo strumento della prenotazione. Non ci potrebbe essere prenotazione se poi non è correlata a un pagamento di qualcosa o legato al pagamento un'eventuale sanzione sul fatto che o non paghi o non ti prenoti. Venezia ha commemorato l'eccidio nazista del 3 agosto 1944. In ricordo delle vittime un corteo ha raggiunto Riva, 7 martiri dalla sede dell'ANPI di via Garibaldi. Il 3 agosto 1944 7 prigionieri politici di Santa Maria Maggiore furono uccisi per rappresaglia dai nazisti dopo la scomparsa di una sentinella tedesca di motovedetta imputata erroneamente ai gruppi partigiani. Le pattuglie tedesche rastrellarono oltre 500 persone della zona e le costrinsero ad assistere alla fucilazione dei 7 detenuti. Questi furono allineati e legati tra loro in quella che oggi è chiamata in loro ricordo Riva dei 7 martiri. Cambiamo completamente argomento perché continuano le serate di Miss Venice Beach 2023. Dalle selezioni di Cavallino Treporti e del Lido di Venezia arrivano i nomi di 6 nuove finaliste del concorso. A Cavallino Treporti e al Lido di Venezia, la quarta e quinta tappa di Miss Venice Beach 2023, che ha selezionato altre 6 finaliste in 2 partecipate serate condotte da Elisa Bagordo.
Al Parco Baden-Powell di Casavio a Cavallino hanno vinto il lasciapassare per la finale, al primo posto Elisabetta Rossi di Cadoneghe, al secondo Selma Ingood di Fieso d'Artico e al terzo Margherita Bolzonella. A completare la serata la sfida talent dei due cantanti che ha visto trionfare il beatbox di Alberto Niera di Peseggia in arte black roll, mentre per il contest fotografico si sono schierati i fotografi Diego Loco Pagliaro e Nicola Bovo. Al Blue Moon del Lido di Venezia sono salite sul podio al primo posto Stefania Carausu di Padova, al secondo Asia Pezzandi Sottomarina e al terzo Anna Rossi. Tutte le concorrenti sono state ritratte dai due fotografi in sfida, Lino Selvatico di Belluno ed Emanuele Lettig di Pordenone, in lizza per diventare fotografo ufficiale del prossimo Tour 2024. Per il contest cantanti, due talenti che si sono rimessi in gioco per la seconda volta con due brani nuovissimi, Giulia Contin, Solo Giulia di Cittadella, e il veneziano di Cannareggio Ornello Alessio Centenaro con la sua Lisbona. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento da non perdere domenica 6 agosto in diretta dalle 15:30 naturalmente su Antenna 3 con il Palio di Feltre, la manifestazione che rievoca il momento in cui la città passò sotto il dominio veneziano, un salto indietro nel 400 con la gara di tiro con l'arco e alla fune e il momento clou della corsa dei cavalli, tutto rigorosamente in diretta domenica dalle 15:30 naturalmente su Antenna 3. È tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 5 agosto. Sul Veneto durante la giornata nuvolosità in diminuzione a partire dalla pianura, di sera ovunque sereno o poco nuvoloso. Possibilità di rovesci sparsi e locali temporali che tenderanno a cessare entro l'alba sulla pianura e in mattinata anche sui monti. Temperature in lieve diminuzione, minime tra i 17 e i 19 gradi, massime dai 25 ai 27 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo variabile con probabili rovesci e temporali sparsi fin dal mattino. Schiarite sempre più ampie a partire dal pomeriggio, anche se non è escluso ancora qualche rovescio pomeridiano. Vento moderato da nord in quota. Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, massime intorno ai 22-24 gradi. Sul Trentino Alto Adige si prevedono annuvolamenti in mattinata con precipitazioni specie ad est, in seguito schiarite. Temperature sotto la media e venti settentrionali localmente a carattere di föhn. Temperature minime intorno ai 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.